La regione è contro Agrigento, Pietro Vitellaro si difende, non va bene. Si difende e ci dobbiamo difendere. Sostanzialmente da un anno a questa parte la regione ha messo in crisi il nostro polo universitario, ci ha obbligato a conferire rifiuti nella discarica più lontana da Agrigento, quindi causando dei costi elevatissimi, 1.700.000 euro che noi agrigentini dobbiamo pagare, e non contenti di ciò Crocetta e i suoi compari hanno pure privato degli agrigentini la Valle dei Templi. Sostanzialmente ci hanno tolto il 30% dello sbigliettamento che per il comune di Agrigento è vitale anche ai fini della promozione turistica, e non solo, anche hanno estromesso il sindaco di Agrigento, quindi i cittadini agrigentini, dal consiglio del parco. Quindi in sostanza la Valle dei Templi è diventata come la città del Vaticano per Roma, uno stato indipendente senza nessun legame con la città in cui insiste la Valle dei Templi. Di fronte a questo i nostri deputati regionali fanno silenzio, sono sordi, fanno finta di essere sordi e nessuno ci difende, quindi o ci dà una mano a noi come comunità oppure non ci aiuta nessuno.